domando un'ultima roba, della guerra cosa si ricorda qua con Ne ricordo le guerre. Le guerre non è stata neanche per noi altri brutte qua, No. ma l'ingombro tante volte è stato ai partigiani che ne dia pensiero, perché noi erano armati, qui nelle montagne sì, ma qua noi altri, il altro che malani, perché dopo cominciai ad andare a rubare, perché ecco qua premuda, Ecco proprio, premuda quello, non e sapevo. là paga un bottiglione, Dai, la me conte. e dopo che le parenti, o no, Di chi? Di di Premuda? Giorgio Simone da Roverbasso. Mm. No, non è parente lui di quella. Allora, sì, sì, e pare. Di chi? Al zio, al fratello di sua nonna, chi era? Il fratello di mia nonna da parte di mio papà? Che aveva- Roma, si dice. Sì, che aveva un po' di barba. Roma. Sì, Roma, sì. Mm. Era parente un po' di... Non so. Perché a quel di Petrovic da Roverbasso era il prete Don Osvaldo, che era un prete giusto e preciso. Ah, certo, stai attento che lui al tempo che si andava avanti, vero? Era preparato tutto. E dice, gli va a dire che se conosce il ragazzo di sto coso da Roverbasso. Lo so per dire, cosa che c'è meno, era compare di mio suocero anche lui, che fa l'impresario, l'impresario che le fa i lavori lui che lo fa la cucina, una fila di casa perché lei era più piccola che sono sposata a me, e dopo la grandina che ha fatto la cucina grande, la camera e intorno era più lunga come Sì. la casa. E cosa De figo? Petrovic, de Petrovic. Allora gli dice, do fascisti, perché la guerra appena è stata fatta. Sì, fratello. Allora gli vado a domandare che la ciprete se conosce un così e così. Lui gli ha detto di no, della mia parrocchia no, perché anche a Roverbasso era parrocchia. Lui era da Roverbasso, no da Codogno. E lui ha detto che lui della sua parrocchia non trova che sia Petrovic. No. Perché la spia mi ha dato che era stato, cosa? Che era impiegato in municipio che sta vicino alla chiesa parrocchiale. Chi era io? Non mi viene più. Che aveva fatto la spia. No, non aveva fatto la spia. L'era impiegato in municipio. Sono Antonio Panizzutti, cioè forse lo va a conoscere quello perché ne sta là tanti anni. La mia sta a casa gli diceva in cucina a mio suocero, ma aveva paura che a mio suocero e tante robe. E vado che l'estate della gente che venisse a visarne, che vorrei dare a visare a suo compare che sapeva che sto cioccio era a suo compare che aveva tigliato crisi, ma mi lo sa, vero? In pericolo, perché i fioi del suo fiol che comanda era di aviazione, un tenente di aviazione, chi sta pedinando da ricerca, che anche i soffioi che comanda lui gli va a rubare quell'arma in mano per le case. Allora mi suocero, queste qua sono robe delicate, se voi altri del municipio avevate il permesso e il medico, più autorità grande che può andare a avvisare una famiglia così, ma no, mille, perché io ho 4 fioi, non posso, fatto. E ho detto, Dio mio, dopo 8 giorni, per trovare chi lo ha trovato e lo sta lì davanti alla chiesa. E lei non stia ancora. Sì. Un amico, io dico, che te c'è quello, le 3 giorni. Monta su in macchina, lo chiude, lo porta sul ponte della Priola, e lui te la scrive là. Ah sì? E via quel sole 3, a se figure. Gli telefoni che va il giorno, crede che sia ancora vivo. Era morto. Era morto. Quindi queste robe succedevano. Mi sente, mi dice, così mamma e mi dà il cuore. Ma era giusto che pare un fiore così? Sai perché? Perché? Perché al tempo della guerra erano i tedeschi qua. L'asilo là erano i fascisti. Dove? All'asilo? E dopo i tedeschi erano fascisti. Tutto assieme. Sì. Ma i fascisti erano dell'asilo. Era un altro, e veniva da dove veniva, quello mi ricordo. Vai, dell'interno qua, non da lontano di noi. Sì, di qua. Che veniva a domandarmi un salame, se aveva quel socio, si rodeva, perché
E io dicevo a mio socio, se non me lo dà via te che ne ho mandato. Io dirò al tenente che viene, cioè. E ora, dai l'ostia, dai Lucia, dai lo sto salame. Vuol dire che mangiare ancora tre patate, che le sono di terra e ne porterà via mio quello. Sì, mi dico che a patate allora, basta che sia poi sale. Sì, sì. Deve fare la vita così. Insomma, sto fiore la scrive là così, perciò ne sta la morte che ha dei genitori, dopo si ammalò subito il marito e anche ella, la fe la santa ed era del C. E là. Di chi è? Encio? No. Encio, Sì, la Encio, figlia sorella di di Encio. Ah, sorella di Encio. Sorella, Encio sì, è Encio. la figlia copava che lui era ancora in America con suo fratello, lui è partito, la strada che l'ha fatta per venire a casa, che la sala c'era accomodata la figlia a un suo fratello, le arriva a metà strada, gli telefono che in macchina che pensa corre tanto, lui non ci accopava la torre. La Vilma. Vilma. Dopo lui ha fatto il possibile che la, come che dice, ricordo che gli ingela, gli indurisce, Sì, la portava qua con doppie casse a casa, che fa festa qua, il funerale qua, vorrete, alle volte quante cose tristi, adesso, ma quante cose. E aspetta che domanda, Don Carlo Erasmi se lo ricordi, no? È il primo prete, se lo ricordi, Dai. Mia nonna mi ha pregato che desse vederlo, ma mi ha detto nonna che brutti che sono morti, perché mi ha detto che desse vederlo. Mi pare di vederlo ancora qua. Sì, com'è? Come che l'ho visto? No, ma com'è? Era vecchiotto, era bravo. Brava persona. Brava persona. Aveva 70 anni perché non era vecchiotto. Sì, aveva sì. sempre qualche cappellano che gli aiutava, sì. È stato il primo prete qua a Colonia, no? Che è stato seppellito qua, gli diceva, appena che si entra, la strada là sotto della tomba, adesso li ha messi tutti su quel posto là, al mago in mano. Era una brava persona. Perché non si ricorda? Mi ricordo bene perché ho sentito la dottrina, lui fa la dottrina ai bambini. E qui era di Soler, la sorella del Sor Piero Soler, la Isa, che si sposava da Cimetta, Sì. non mi viene più a casa di chi. Chi era? Io anche neanche una macchina Sì. dopo che la finita. E con Dessi la dottrina allora cosa felo? La dottrina, lui insegna la dottrina ai maschietti. Ah. E qui la Soler, la Isetta, hanno insegnato altre bambine. E dice, ma la Isetta è più buona perché la dice, stessi buoni. Perché quel che era cattivo di scuola, se pareva fuori da scuola, la diceva, era una parola che e se erano buoni. Perché era tanto ipermolosa, mi pare adesso mila più ferma di non muovermi, perché è vero che ti insegna, per imparare bisogna essere positivi e studiare. Ah, sì. E la si prende, può andare a stanca ormai, invece. E io che tirare una riccia così a uno. Ma di casa che contiene, nonna. Ma è stato cattivo qua non ci prende, perché? E perché ne ha che tu non sei cattivo, nonna? E a tirare la riccia, e uno è una staffa. Non vorrei far così la cifra perché l'anziano ormai si stufa, si è gridato una volta no. Sì, mi ricordo che a tirare la risa ma restava rossa a portare e la sciaffetta anche. Ma i parroci poi andare batti no, i ragazzi, no? No. Ma lui pure dall'anziano ormai poteva, Sì, il permesso di fare così. Perché dice, non ti capisci che l'anziano non porta anche a te, no, casa, rispettalo, che gli insegna bene. E gli dice che è stata vescovo qua, a darmi la benedizione a trovarmi che sarà 3-4 mesi. E io ho parlato di Don Erasmi, Sì. che parla ancora, ma se ricorda era ancora sì. Era un bravo prete. Bravo prete, Ma pare che i preti gli vesse proprio del bene del paese, è vero? Sì. Quando che andava a portare al Signore, la nonna diceva, guardate che la ciprete con Paolo, che il campanello del nome Paolo, mi va a portare al Signore a Poisel. Era un signoretto che veniva a contare le chiavi della stalla. Sì, quando si passa in denocive, mette le mani giunte, sì, e fate aver visto col cavallino, una volta aveva all'uomo che va nel cavallo, veniva la fiera, la ciprete. Ricordi? La mia macchina, lui, aveva il legno, col quarto e tutto pulito, sì, e partia. No, con le biciclette, dopo le veniva staccare la bicicletta, dopo le veniva staccare la macchina e i preti, vero? Però prima andare in giro col cavallo.
sempre col cavallo al beccio, sì. Era la stalla, sarà ancora la stalla, la tegnerà per mettere altre robe. Sì, sì, Ed sì. il servitore diceva proprio, ha detto che per casa, perché vi si abitua al prete, che ogni anno con le vensi il piton e esce la pitonetta, perché le pitone le viene prima e anche le pibone da mangiare. E lui mi ha detto al servitore, ero la nonna una volta, la detto, mi dispiace tanto, ma che manca ancora un mese e mezzo. Ma allora la detto, venirò a portarla a mica che l'è pronta. E la ciprete, che non mi smente che no. Che idea ho sentito con te a maestra Costella, che idea quando la biava, il vin, Sì, sì, sia sì, il prete e anche il anche sacrestano. sì, e dopo la bracciola, la ciprete, al dottor la bracciola. Tutto il Se mese. rispettiva saranno le autorità anche, Sì. d'altronde non viene neanche una volta t'ha bisogno, mettiamo, ma se vi i piaceri grandi, e allora quindi i piaceri grandi li hai mai massa pagare, io, È vero? vero, è vero. Vi ha rispetto di chi che comanda anche i nonni. Beh, guarda, ho proprio caro per parlare con Ma Elena. guarda, mio caro, averlo visto, e aspetta, mi dirà curiosa, vivono qua da solo, hanno famiglia? No, ho famiglia, ho famiglia. Ho Ma una... vivono qua adesso? Sì, sì, dove che stiamo mio papà. Sei del paese allora? Sì, sì, ho una moglie, una tosetta e 12 anni. Ah, che pulito. Sì, sì. Hanno quelle sole? Sì, so che è. L'ha avuto dopo 18 anche, per 12 anni. Credo Sì, che sì. per gli altri sia un giocattolo. Ma ai fioi, no, ai fioi? Al pidone, sfratello. Sì, sì, mio fratello sì che ne do. Ti devi sposare anche a tuo papà che Sì. mi ha contato la palmina. La due fratelli. Perché Sì. andava a scuola La assieme. due fiori, un maschio e una femmina. Ma era sua mamma e suo papà, mi si è fatto tanto torto.